Sì, certo, proprio intorno al centro storico dove tra l'altro ferve giustamente l'attività turistica e commerciale, in realtà a livello indiziario, di gravità indiziaria, comunque il giudice ha ritenuto sussistere gli elementi necessari per configurare l'esistenza perdurante, perché è stata già accertata negli anni passati, di un'associazione mafiosa che viene denominata Clan Attanasio, prendendo il nome, diciamo, dal capo dell'organizzazione. Un'associazione che opera naturalmente a 360 gradi, ma che nella nostra indagine viene colta soprattutto nello svolgimento di questa attività di traffico di sostanze stupefacenti, in collegamento anche con la città di Catania, e quello che rileva è, come dire, anche la metodologia, nel senso che questa attività di spaccio, di traffico, viene svolta con metodo mafioso. Chi non paga viene fatto oggetto di minacce, intimidazioni, e del resto la disponibilità notevolissima di armi che è stata tracciata dalle indagini sta a dimostrare la pericolosità del sodalizio. Che ruolo avevano le donne? Beh, abbiamo acquisito elementi indiziari che dimostrano per la verità, insomma, la parità di genere, l'ho detto prima, vale anche nel mondo criminale oramai, e abbiamo due soggetti che noi riteniamo di rilievo nel contesto investigativo, vale a dire la compagna di quello che è ritenuto il capoclan e un'altra donna, che svolgevano rispettivamente la prima, secondo gli indizi raccolti, ripeto, un ruolo di trade union fra il capo detenuto e il resto dell'organizzazione, e l'altra svolgeva un ruolo nella raccolta, diciamo così, dei proventi illeciti. Chi è Guarini?